Attendono chiusi nel dolore i familiari di Anika Panfile, aspettano di sapere presto la verità sulla morte della 31enne. Ancora troppi gli aspetti da chiarire. Sembra probabile che il corpo della donna sia stato gettato da questo ponticello nel canale della Vittoria, dove l'acqua è alta e la corrente forte, da qui trascinato fino al Piave dove è stato trovato. Ad assistere alla mamma di Anika l'avvocato Stefano Tigani dell'associazione Penelope. Da poco ha parlato con la famiglia della donna. È un momento difficile, noi naturalmente come associazione Penelope ci siamo e cercheremo di essere di supporto il più possibile all'autorità giudiziaria per scoprire la verità nei tempi più brevi possibile, ma sono sicuro insomma, che gli investigatori faranno un lavoro egregio come fanno sempre. Continuano serrate le indagini dei carabinieri per far luce su quello che ormai è davvero un giallo. Si stanno sentendo tutte le persone vicine ad Anika, compreso l'ex marito, ora in Italia. E poi le immagini delle telecamere di videosorveglianza che gli investigatori stanno controllando. Si scaverà su ogni movimento, sulla vita di Anika. Nulla rimarrà intentato, ogni ipotesi sarà vagliata con attenzione. Intanto si cercano il telefono e la borsa della 31enne. La mamma di Anika non si dà pace, le hanno strappato il bene più grande, la figlia. Ora vuole sapere perché. Assolutamente sì, ma questo è la cosa più importante e soprattutto averla il prima possibile, perché poi ci sarà il lutto da elaborare, ma credo sia quasi impossibile per una mamma elaborare un lutto così, per dei figli elaborare un lutto così, ma certamente farsi una ragione di quello che è successo col tempo spero li possa aiutare. Anika ha sempre fatto tutto per i 4 figli, il pensiero ora va proprio a loro. Certo il problema della mamma bisognerà capire come farglielo elaborare, però quello dei figli è un grosso problema effettivamente. Cercheremo di dare supporto anche in questo e mi aspetto insomma, una collaborazione anche dell'autorità amministrativa in questo, perché insomma è una situazione di grande difficoltà e di emergenza anche perché sono 4 bimbi. La famiglia spera di sapere presto chi ha ucciso Anika, chi ha ucciso una mamma che ha lottato con tutte le sue forze per far crescere i figli, per non far mancare loro nulla.